Le sue condizioni si sono aggravate nella notte. Dopo ore di agonia è morta Lucrezia Cavestro, l'87enne di Galzegnano Terme, rimasta gravemente ustionata lunedì sera nell'esplosione della cucina della sua abitazione. L'anziana, che viveva in via Valli Valsanzibio, è deceduta verso le 4 di mattina nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Schiavonia, dove era ricoverata. La donna stava dormendo quando è stata investita dall'esplosione e dall'incendio divampato nella sua cucina a seguito di una fuga di gas. I vicini, allarmati dal forte boato, sono corsi verso la sua abitazione e sono riusciti ad estrarla in attesa dell'arrivo dei medici del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, ma le condizioni dell'87enne erano già gravi nonostante l'immediato trasporto all'ospedale di Schiavonia. La donna aveva ustioni di terzo grado sul 90% del corpo. Lucrezia Cavestro viveva da sola a poca distanza dalle figlie. L'esplosione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata causata dall'incendio e dalla perdita di gas GPL. Forse la bombola era vecchia o difettosa. Lo scoppio ha divelto porte, vetri e finestre della sua abitazione.